Il grande giorno di Federico Caner. Il segretario federale Roberto Maroni ha ufficialmente nominato suo vice e vicario della Lega Nord il capogruppo del Carroccio nel Consiglio regionale del Veneto. Insieme agli altri due vice segretari un leghista del secondo tipo, secondo l'etichetta 2.0 ormai sdoganata a proposito del nuovo corso del partito dopo la resa di Umberto Bossi. Classe 1973, laurea al BOE e master alla Bocconi, nel movimento dal 93, consigliere comunale dal 98, a Palazzo Ferrofini dal 2000, una vita in politica e ora una missione: fondare anche a Milano le scuole di formazione per militanti e sostenitori e amministratori locali, ma anche un istituto di management per i dirigenti delle istituzioni. Obiettivo: separare le carriere. Basta politici trombati che vanno a ricoprire cariche nei vari CDA di enti importanti, magari non avendone la preparazione. Il nuovo direttorio di Via Bellerio punta a compattare Veneto, Lombardia e Piemonte in una macro regione del nord per avere più peso sia a Roma che a Bruxelles. In agenda al riguardo la mobilitazione dei sindaci. La battaglia sul patto di stabilità che faremo in autunno ha anche questo significato. I comuni virtuosi devono essere valorizzati, non puniti, portando via i soldi a chi ha risparmiato i soldi con la buona gestione. Come recita lo slogan scelto per l'occasione, prima il nord. Non si può continuare a tagliare chi gestisce bene, bisogna andare a tagliare dove ci sono gli sprechi, cioè al sud, altrimenti saremo costretti anche noi in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia, fare come le altre regioni, cioè sprecare. Confermato l'appuntamento di Pontida, non lo cancelleremo mai.